Ordinanza del sindaco di Agrigento per le festività di Ferragosto al fine di garantire la sicurezza pubblica, divieti di falò in spiaggia e di musica ad alto volume. Calendario per la raccolta differenziata a Ferragosto. Truffa all'Unione Europea per fondi pubblici per terreni confiscati. Indagati nell'Agrigentino, operazione antimafia dalla Guardia di Finanza di Palermo in collaborazione con quella brasiliana. Arrestato un imprenditore di bagheria, sequestrati beni. Gianfranco Miccichè abbandona Forza Italia per aderire all'MPA di Lombardo. Completati i lavori di ristrutturazione del circolo del tennis di Agrigento grazie a un finanziamento di 600.000 euro del Dipartimento dello Sport. Si è svolta ieri la rappresentazione teatrale Anime, uno spettacolo di beneficenza in favore della fondazione del Lions Club International al Teatro Costa Bianca. Consuntivo della settimana dedicata alla festa di San Calogero a Favara. Buongiorno, benvenuti col nostro appuntamento odierno di TV Notizie. In vista delle festività di Ferragosto, il Comune di Agrigento ha emesso una nuova ordinanza sindacale per garantire la sicurezza pubblica e mantenere il decoro urbano lungo le spiagge e gli arenili. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 8 del 13 agosto fino alle ore 6 del 16 agosto. Il servizio. In prossimità delle festività di Ferragosto di quest'anno, il Comune di Agrigento ha emesso un'ordinanza sindacale per garantire la sicurezza pubblica e mantenere il decoro urbano lungo le spiagge e gli arenili del territorio salleonino. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 del 13 agosto fino alle 6 del 16 agosto. L'ordinanza stabilisce il divieto di trasportare e detenere materiali come legna, carbone, carbonella, l'uso di tende e attrezzature per campeggio. Inoltre è vietato trasportare oggetti contundenti, accendere i fuochi sulle spiagge, utilizzare apparecchiature che producono fuoco. Le attività pirotecniche, compresi i fuochi d'artificio, sono vietati senza specifica autorizzazione. Inoltre è proibito emettere suoni molesti tramite altoparlanti e amplificatori. L'integrazione all'ordinanza sindacale del 21 giugno scorso prevede una deroga per le emissioni sonore nella zona balneare di San Leone. Nella serata di mercoledì 14 agosto, vigilia di Ferragosto, gli esercizi pubblici possono prolungare le emissioni sonore fino alle 2 del mattino. Tuttavia resta in vigore il divieto di disturbare la quiete pubblica come previsto dal Codice Penale e da altre disposizioni dell'ordinanza sindacale rimangono valide. Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative che variano da 100 a 500 euro. I trasgressori potrebbero essere ritenuti responsabili per eventuali danni. Il corpo della Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono quindi incaricati di far rispettare l'ordinanza che sarà pubblicata nel sito del Comune. Importanti novità per il conferimento dei rifiuti differenziati nel prossimo ponte legato appunto alla festività di Ferragosto. Dopodomani, giovedì 15 agosto, la raccolta del secco residuo avverrà regolarmente, mentre venerdì 16 agosto dovranno essere esposti unicamente i mastelli con il vetro e non quelli della plastica. Infine, il 15 agosto rimarrà chiusa in quanto giorno festivo l'isola ecologica mobile di Piazzale Ugo La Malfa. Fondi pubblici per terreni confiscati, nuovi gli indagati nell'Agrigentino. Il servizio. Falsi contratti di affitto e fittizie dichiarazioni di disponibilità di terreni, in alcuni casi confiscati, per truffare l'Unione Europea e la Regione Siciliana, chiedendo fondi pubblici per oltre $500.000 di euro. La Procura europea competente di questi reati ha concluso le indagini a carico di 9 persone riconducibili a ben 4 società agricole, a cui si contesta di avere ottenuto illegalmente fondi pubblici per oltre $500.000 di euro. Si tratta di Emanuele Carlino di Agrigento, Michele Carlino di Agrigento, Antonio Milazzo di Canicattì, Salvatore Travella di Canicattì, Alessandra Mareri di Rieti, Marianna Carlino di Agrigento, Angelo Burgio di 33 anni di Licata, Giuseppe Carlino di Agrigento e Maria Cristina Gerratano, originaria di Licata.
4. Le società al centro dell'inchiesta amministrate dagli indagati, alla quale si contesta l'illecito amministrativo: la società agricola Terre di Agrigento, Sapori e Saperi Mediterranei, Profumi e Sapori di Sicilia e la Adamo, secondo quanto ipotizzato dal procuratore europeo delegato Amalia Luise, avrebbero sottoscritto false dichiarazioni relative a dei contratti di affitto e disponibilità di terreni per ottenere indebitamente fondi europei regionali per la coltivazione e le campagne agricole. I terreni di cui avrebbero dichiarato la disponibilità in alcuni casi erano stati già confiscati. I fatti risalgono al periodo tra il 2017 e il 2022. Gli indagati hanno nominato gli avvocati Meli, Pennica, Barba, Riso e Cacciatore. Hanno adesso 20 giorni di tempo per visionare gli atti e produrre i documenti al fine di evitare la richiesta di rinvio a giudizio. E oggi le fiamme gialle del Comando Provinciale di Palermo, insieme al personale della Polizia Federale Brasiliana, hanno dato corso congiuntamente in Italia e in Brasile a un'operazione antimafia su larga scala disposta dalla Procura della Repubblica di Palermo e del Tribunale Federale del Rio Grande del Brasile. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Palermo e il personale della Polizia Federale Brasiliana hanno dato corso congiuntamente in Italia e in Brasile a un'operazione antimafia su larga scala disposta dalla Procura della Repubblica di Palermo e dal secondo Tribunale Federale del Rio Grande do Norte in Brasile. In particolare l'autorità giudiziaria estera ha ordinato l'arresto di un imprenditore originario di Bagheria in provincia di Palermo che si era trasferito da tempo in Brasile nella città di Natal, unitamente al sequestro di disponibilità finanziarie per un valore di 50 milioni di euro, nonché dei beni mobili e immobili riconducibili a 17 soggetti indagati e a 12 società operanti nel settore immobiliare, edile e ristorativo. Contestualmente la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha delegato l'esecuzione di 21 perquisizioni sia nel territorio nazionale, in particolare in Sicilia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, che all'estero, Brasile e Svizzera, presso le abitazioni delle società e gli studi professionali attinenti. A essere impiegati sul campo sono stati oltre 100 finanzieri, alcuni dei quali appartenenti al nucleo di polizia economica finanziaria di Palermo, conosciuto come GICO. Nei giorni scorsi si sono recati a Natal, in Brasile, in modo da poter affiancare i colleghi brasiliani. I reati ipotizzati dall'autorità giudiziaria italiana sono concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. L'operazione di oggi giunge al culmine di una complessa attività investigativa avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha avuto come obiettivo quello di far luce sui possibili cointeressenze di esponenti di spicco di Cosa Nostra palermitana in compagini societarie in Italia e all'estero. Di fondamentale importanza il ricorso da parte dell'autorità giudiziaria palermitana agli strumenti della cooperazione internazionale in ambito giudiziario, in special modo l'iniziativa di istituire nel 2022 una squadra investigativa comune con gli organi giudiziari e di polizia della Repubblica del Brasile. Di tutto in concerto con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con la partecipazione del membro nazionale italiano presso Eurojust. I carabinieri di Licata stanno indagando sull'uomo di 44 anni, disoccupato, rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco al piede. L'uomo, portato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dopo le medicazioni del caso, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata, oltre a sentire il 44enne, hanno verificato se nel luogo dove è avvenuto il fatto vi siano o meno impianti di videosorveglianza, ma al momento non ci sono notizie su come sia avvenuto il fatto. Un incendio di origine incerta ha carbonizzato un carro attrezzi di proprietà di un trentenne e una Fiat Punto di un sessantenne. È successo ieri notte
in via Michele Amari nel quartiere di Villa Seta. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito avvertita, ha aperto un'indagine per ricostruire la vicenda. A indagare sono i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Alla vista del rogo e del fumo, diversi residenti con una certa apprensione si sono rivolti ai vigili del fuoco chiamando il 112. La zona è stata immediatamente raggiunta dai mezzi. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Vigili del fuoco e militari dell'Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l'esatta natura del dolo. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile né taniche con residui di benzina. E le motovedette della Guardia di Finanza hanno soccorso un barcone di 10 metri con a bordo 145 migranti. Una persona prima dei soccorsi è caduta in mare ed è annegata. Il cadavere e i migranti, tra cui 4 donne e 3 minori, sono stati sbarcati al molo Favaloro di Lampedusa. La carretta, salpata da Sabrat in Libia, è stata prima soccorsa dall'equipaggio della ONG Astral, che ha distribuito a tutti i migranti giubbotti salvataggio, nell'attesa che arrivassero le motovedette. Molti dei migranti, tra cui bengalesi, marocchini, pakistani e siriani, sono giunti disidratati a bordo. Passiamo ora alla politica. Gianfranco Miccichè, capogruppo del gruppo misto all'Assemblea regionale siciliana, aderisce all'MPA di Raffaele Lombardo e confluisce nel gruppo dello stesso partito, il Servizio. Gianfranco Miccichè, capogruppo del gruppo misto all'Assemblea regionale siciliana, aderisce al Movimento per l'Autonomia MPA di Raffaele Lombardo e confluisce nel gruppo nel movimento dell'ARS. Forza Italia, ho contribuito a fondarla con Silvio Berlusconi e resterà sempre nel mio DNA, afferma Miccichè. Ma la Forza Italia concepita in Sicilia di Berlusconi non esiste più. Non c'è più traccia di quel partito liberale che per anni ho portato avanti i veri valori democratici. Non mi identifico in un partito che non riesce neanche a discutere dei diritti civili. Basta pensare a quanto è accaduto recentemente nel Consiglio Comunale di Palermo. L'MPA di Raffaele Lombardo, continua Miccichè, è la scelta più coerente per chi come me si è speso per la Sicilia e per la sua autonomia. Un accordo netto in un momento cruciale per il futuro dell'autonomia. Porterò avanti, continua Miccichè, con determinazione la linea del gruppo che fa parte della maggioranza di governo, con la speranza di poterne migliorare le proposte. Sono certo che il presidente Berlusconi fosse ancora tra noi, conclude, avrebbe compreso e incoraggiato questo percorso, vedendolo come una necessità per affrontare le sfide che il nostro territorio deve oggi contrastare. E sull'adesione di Miccichè all'MPA interviene il leader dell'MPA, Raffaele Lombardo, che afferma come il rapporto trentennale con Gianfranco Miccichè è stato ispirato intanto al reciproco rispetto umano, al confronto leale di idee e programmi, la sua lunga esperienza politica nelle istituzioni e la profonda conoscenza di uomini e cose daranno più forza alla causa autonomista che va rilanciata e ancor più inverata nel senso di responsabilità, nel rigore amministrativo, nell'impiego delle risorse umane e materiali di cui dispone la Regione. La sua militanza, conclude il leader dell'MPA Lombardo, a fianco di Silvio Berlusconi sin dalla fondazione di Forza Italia, è il nostro comune impegno elettorale per Caterina Chinnici, che Antonio Tajani ha voluto capolista in Sicilia, accelerano il processo federativo avviato dal Movimento per l'Autonomia all'insegna dei condivisi valori di cui si fondano il Partito Popolare Europeo e l'Europa Unita. L'ex Blutex di Termini Imerese ha firmato finalmente l'accordo tra l'azienda e i sindacati per la tutela di oltre 540 lavoratori. L'intesa prevede diverse misure a tutela degli stessi, tra cui la continuità occupazionale e l'impegno da parte della Regione e del Ministero dello Sviluppo Economico per supportare il piano di rilancio mediante investimenti mirati e agevolazioni. La corrispondenza da Palermo. Dopo 12 anni di lunghe attese e incertezze arriva la svolta storica per Termini Imerese.
È stato firmato l'accordo quadro per la salvaguardia dei lavoratori ex Blutech e il rilancio dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese tra la Regione Siciliana, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'INPS, le principali organizzazioni sindacali e il nuovo investitore Pelligra, che si è impegnato a guidare il processo di reindustrializzazione del sito produttivo. 350 lavoratori saranno formati e riqualificati e poi reimpiegati al lavoro nell'ambito del progetto industriale del gruppo Pelligra Italia Holding, mentre i restanti 190 potranno beneficiare dello strumento della isospensione per un periodo massimo di 7 anni che garantirà a tutti l'accesso ai requisiti pensionistici. Sono molto soddisfatto di questo risultato, condiviso anche a livello nazionale, dichiara il governatore Schifani, perché da oggi non solo restituiamo serenità e fiducia nel futuro a centinaia di lavoratori ex Blutech, ma diamo il nostro contributo per l'avvio di una nuova stagione industriale fondata sul polo che si trova alle porte del Palermitano, un momento storico che avrà importanti e positive ricadute per tutto il tessuto economico e sociale del territorio. Le sigle sindacali spiegano che si è trattato di una vertenza lunghissima e molto complicata, che ha trovato una sua soluzione grazie al contributo di tutti gli interlocutori impegnati. L'accordo dei Blutech di Termini Imerese di questa mattina è un accordo importante che scongiura quello che era il licenziamento collettivo previsto per il 4 novembre quando si chiudeva l'amministrazione straordinaria. I 350 lavoratori saranno assorbiti dal gruppo Pelligra e i 190 lavoratori Blutech andranno in prepensionamento con l'utilizzo dell'isopensione. I 30 milioni della regione che sono stati destinati a questa vertenza hanno fatto la differenza. Per queste ragioni dobbiamo concentrarci su quello che sarà il futuro della reindustrializzazione di Termini Imerese, che noi abbiamo sempre creduto. Per queste ragioni anche i 200 lavoratori dell'indotto devono diventare parte integrante di questo progetto, ma soprattutto i tanti giovani di questo territorio. Pertanto vigileremo affinché questo progetto industriale possa avere il suo epilogo migliore. E il prossimo 24 agosto alle ore 21, nell'ambito del Pace Feste Verità sospese a Caltabellotta, si svolgerà un telc sul caso di Emanuele Orlandi. Il fratello Pietro dialogherà con il giornalista e criminologo agrigentino Franco Cassaldo, l'evento organizzato da Fuori Riga. Completati i lavori di riqualificazione del circolo del tennis ad Agrigento, un nuovo capitolo per lo sport della città, il servizio. Sono stati completati i lavori dell'ambizioso progetto di riqualificazione e ristrutturazione del circolo del tennis di Agrigento, un intervento di rilevanza per le comunità sportive locali. A fare il punto sugli interventi realizzati a poche settimane dall'inaugurazione delle nuove strutture è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato. Il circolo del tennis, affidatario della struttura da parte del comune, ha beneficiato di un finanziamento a fondo perduto del Dipartimento dello Sport per un importo complessivo di 600.000 euro che ha permesso la trasformazione significativa, rendendola più sicura e duratura, con un consolidamento strutturale di tutto il complesso, apportando un miglioramento delle strutture esistenti e ampliando le offerte sportive con delle nuove installazioni. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità. Non solo abbiamo migliorato le strutture sportive esistenti, ma si è anche ampliata l'offerta con nuove discipline come il padel. Siamo soddisfatti che i lavori di carattere permanente, afferma l'assessore al ramo Principato, previsti sulle strutture esistenti e sugli impianti sportivi siano terminati e che a questi siano aggiunti i lavori di consolidamento del parametro murario dell'ex carcere di San Vito, terminati, e i lavori del sottostante muro sulla via San Vito in fase di affidamento. Un consolidamento totalizzante realizzato con differenti finanziamenti, ma figlio di una visione unitaria, risolutiva di tante criticità riscontrate e risolte con attenzione e dedizione dal mio assessorato. Gli interventi nel circolo del tennis hanno interessato il rifacimento del campo centrale, cuore pulsante dell'attività sportiva, completamente rinnovato, offrendo ora una superficie di gioco all'avanguardia che risponde agli standard regolamentari, la realizzazione di un campo di padel in sostituzione del campo piccolo, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria della copertura dei locali spogliatoi e uffici, rifacimento della zona palestra bar, degli spogliatoi rinnovati architettonicamente
e funzionalmente resi fruibili ai soggetti diversamente abili. Nei lavori è stata compresa anche la manutenzione straordinaria delle terrazze Belvedere, punto di ritrovo privilegiato per i soci e gli ospiti che offre un ambiente rinnovato dove poter godere momenti di relax e socializzazione. Rispettata pienamente, sottolinea e conclude l'assessore Principato, la previsione annunciata del taglio del nastro per il 2024, con la cittadinanza che torna a riappropriarsi di una nuova struttura, un grande risultato di cui andare fieri perché abbiamo raggiunto gli obiettivi principali che ci eravamo prefissati, come la sicurezza, la modernizzazione e l'espansione dell'opera sportiva. Il WWF a sostegno di un agricoltore per salvare un laghetto prezioso per la sua biodiversità. Un'azienda agricola tra Agrigento e Caltanissetta a Serra di Falco attraverso una raccolta di fondi. Vediamo la testimonianza dello stesso. Ci troviamo tra Agrigento e Caltanissetta a Serra di Falco all'interno della mia azienda agricola. Coltiviamo diversi tipi di frutteti, vigneti e da un paio d'anni abbiamo seri problemi, come tutti, come molti, per la mancanza di acqua. In azienda abbiamo un laghetto artificiale, l'ha realizzato mio padre, è stato il primo della contrada a essere realizzato. Quest'anno per la prima volta dopo 50 anni è completamente prosciugato. Abbiamo utilizzato fonti alternative, pozzi, per cercare di risolvere la situazione, però allo stato attuale le risorse sono praticamente finite e non credo che riusciremo ad andare avanti ancora per molto. Diciamo che non volendomi arrendere a questa situazione, ho pensato a come ottimizzare questo momento di crisi e l'unica soluzione era quella di migliorare le condizioni di accesso del lago, la quantità di acqua invasabile, eccetera. Tutte situazioni molto onerose che non avrei potuto affrontare. Allora mi sono detto di cercare un modo per risolvere questa situazione e ho lanciato una campagna di crowdfunding che mi è andata davvero bene, anzi ringrazio i tantissimi che mi hanno aiutato e supportato, attraverso la quale abbiamo iniziato questi lavori di ripristino del lago che sono volti a aumentare la quantità di acqua invasabile, quindi avere una scorta maggiore in azienda anche in caso di, speriamo di no, siccità per i prossimi anni, ma anche relativi al fatto che possiamo accumulare più acqua dai canali anche dopo deboli piogge e quindi non sprecheremmo una goccia. Fino a qualche tempo fa non sapevo neanche ci fosse la possibilità di poter iniziare una raccolta fondi attraverso il crowdfunding. Mi è stato proposto dalla mia compagna, che ha capito e tocca con mano le difficoltà in azienda, e ammetto che ero molto scettico, sia per retaggio culturale che anche per carattere, Poi però ho pensato che era davvero l'unica soluzione per poter realizzare questo progetto. E mi sono detto che era necessario provare, bisognava provare e mai aver pensato di arrivare a un successo così clamoroso, davvero oltre le più rose aspettative. Il WWF Sicilia Centrale ha deciso di contribuire con un piccolo sostegno a questa campagna, non solo per aiutare l'economia locale e questo giovane e virtuoso agricoltore della provincia di Caltanissetta, per ripristinare la capacità idrica di questo bacino, ma anche perché desideriamo con questo gesto aiutare, sostenere la resilienza dell'agricoltura, delle aziende agricole di fronte a questa enorme crisi ambientale che stiamo affrontando e che adesso con la siccità e con i cambiamenti climatici è diventata veramente preoccupante. Questo piccolo bacino lacustre, oltre che rappresentare una riserva idrica preziosa, indispensabile per l'azienda, di fatto ormai dopo decenni era diventato un vero e proprio habitat naturale e un ecosistema preziosissimo per tutto il comprensorio. Infatti questo laghetto ormai era diventato un bacino di biodiversità importantissimo sia per la microfauna che per la macrofauna, quindi dagli insetti impollinatori ai rettili, gli anfibi e gli uccelli migratori che vi si riproducevano, che si sostentavano con l'acqua presente, per cui abbiamo deciso di sostenere la campagna dell'azienda agricola in questione e, come
come dire, dare un segnale per cui un'agricoltura amica della natura è possibile. E si è svolta ieri sera al Teatro Costa Bianca a Realmonte la rappresentazione teatrale Anime, organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi per una raccolta fondi per la Fondazione International del Lions. La commedia è stata realizzata dalla compagnia Arcobaleno e dal Centro di Cultura Mediterranea, presentato dalla nostra Margherita Trupiano, che ha visto anche la partecipazione di Lea Gebbia, il cui fratello è morto nella strage di Porto Empedocle nel 1986. Noi eravamo sul posto. Gaetano Salemi, presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, questa sera al Teatro Costa Bianca con un evento teatrale dedicato, i cui proventi andranno al Lions per beneficenza? Sì, assolutamente. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi ha risposto immediatamente, è presente alla proposta che ci è pervenuta da Antonella Monreale per concedere il nostro patrocinio all'iniziativa, alla rappresentazione teatrale di Anime e per essere presenti alla valida iniziativa. Lo scopo, tra l'altro, di questa straordinaria rappresentazione teatrale è anche benefico, perché una parte di quello che è il ricavato di questo spettacolo sarà devoluto alla fondazione di Lions Club International, e noi contribuiremo quindi in questo modo a dare più forza a quello che è il braccio operativo di Lions International per aiutare chi si trova in difficoltà e cercare di migliorare la vita di chi purtroppo non riesce a vivere nel migliore dei modi. Nella Monreale, Franco Sodano questa sera a Costa Bianca con l'esibizione del teatro Anime. Sì, stasera finalmente ci siamo. Abbiamo voluto fare un bel connubio, teatro e solidarietà, generosità, perché il ricavato della manifestazione stasera sarà devoluto ai Lions. I Lions che fanno parte pure loro della mia famiglia, essendo una delle colonne della Valle dei Templi Lions. Che dire, siamo felici, siamo contenti che finalmente sia arrivato questo 12 di agosto per poter donare un sorriso a chi ha di bisogno. Anime vuole essere un pretesto e non solo per dare voce a tutte le vittime di mafia che voce più non hanno e soprattutto per mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita in nome della legalità e della giustizia, prima che la memoria corta di noi italiani insomma li ponga su un piano diverso nel dimenticatoio. Ecco, bisogna tenere assolutamente vivida la linea di divisione tra la legalità e l'illegalità, tra la mafia e la gente per bene. Lo spettacolo di questa sera prevede qualche particolare? Tantissimi. Presenteremo figure come Falcone, Borsellino, Rita Atria, insomma tantissime. Non vogliamo anticipare tanto, ma c'è veramente tanta carne al fuoco. È uno spettacolo che abbiamo portato in diversi teatri d'Italia. Molti lo hanno definito un pugno nello stomaco o sullo stomaco per i contenuti fortissimi, perché uniscono realtà e recitazione. Una testimonianza notevole, diciamo, sì, fatti accaduti. Facciamo toccare con mano quello che è successo perché la facciamo proprio rivivere. Stasera tra l'altro ci sarà anche la presenza di Lea Gebbia. Lea Gebbia è la sorella di Filippo, ucciso per errore qua a Porto Empedocle durante la faida di tanti anni fa, e quindi ci sarà una testimonianza diretta che penso che anche questo sia veramente qualcosa di forte che vedrete stasera. Stasera con il presidente Lions Club Gaetano Salemi e con tutti i soci Lions ci sarà questa serata di beneficenza al Teatro Costa Bianca di Realmonte. Anime, che è scritto da Antonella Monreale e sceneggiato da Franco Sodano, tratta di mafia, ecco, di sensibilizzazione contro ogni tipo di mafia, e soprattutto Anime dà voce a chi oggi non c'è più, agli eroi vittime di mafia che dobbiamo ricordare, perché la memoria è un patrimonio di tutti, va preservata in modo che certe brutte
brutte, bruttissime storie, pagine nere della nostra storia non possano più ripetersi. Questo è un comune che va nella direzione della bellezza, questo lo diciamo sempre, e bellezza e soprattutto valori, bellezza e legalità, bellezza e servizio, come nel caso di specie con i Lions che faranno questa raccolta fondi per il bene e per il bene comune appunto e per il bello. Che dire, noi ci siamo, io l'ho detto più volte, Real Monte c'è, perché le nuove generazioni vanno educate e guidate verso appunto la legalità, verso la cultura, verso il rispetto del prossimo e il servizio. Perché la possano imparare a memoria, figli di una Sicilia ancora fiera, perché la possano imparare a memoria, figli di una Sicilia ancora fiera, perché la possano imparare a memoria, figli di una Sicilia ancora fiera. Linea alla regia per la pubblicità. E si è appena concluso in prefettura la firma di un protocollo d'intesa per la costituzione di un cimitero dedicato appunto all'Islam. Le interviste appena arrivate. Non abbiamo avuto finora in provincia un cimitero islamico, la cui necessità si è resa evidente soprattutto con il fenomeno dell'immigrazione. Sappiamo tutti che Agrigento è la porta d'ingresso per l'immigrazione irregolare in Italia e l'immigrazione irregolare è gestita da trafficanti senza scrupoli che si fanno pagare cifre importanti dai migranti per trasportarli poi in condizioni spesso pericolosissime. E non è un'evenienza rara purtroppo che qualcuno ci rimetta la vita, a parte l'ipotesi più eclatante, quella del naufragio, però spesso capita che delle persone ad esempio nella stiva si trovino a respirare dei fumi velenosi provenienti dai motori, oppure che qualcuno cada a mare. Ecco, queste ipotesi si sono verificate l'anno scorso una ventina di volte, quest'anno già ne abbiamo più di 15, e speriamo ovviamente di non dover continuare questa triste contabilità, ma in ogni caso era opportuno avere un luogo in cui riunire queste salme. Fino ad ora si sono usati i cimiteri esistenti in provincia e di questo non finirò mai di ringraziare abbastanza i sindaci che hanno fatto semmai a gara a ospitare queste salme. Tuttavia era importante appunto trovare un luogo unico, l'abbiamo fatto insieme alle 3 comunità islamiche della città cui fanno capo le 3 moschee, e la disponibilità è arrivata dal sindaco di Palma di Montechiaro. Infatti il cimitero islamico sarà in adiacenza al cimitero di Palma di Montechiaro, un'area di circa di più di 1000 metri quadri, che verrà consegnata in base al protocollo che abbiamo appena firmato a un rappresentante scelto dalle 3 comunità. Sarà cura loro poi manutenere l'area, gestire le sepolture informando sempre il comune dei nomi qualora vi siano, e anche dare dignità all'area stessa. Per chi dei nostri ascoltatori conosce già le moschee di Agrigento, insomma, ha potuto toccare con mano con quanta cura e con quanto stile si siano dedicati alla decorazione. Ecco, noi vorremmo un posto dignitoso per restituire dignità almeno a chi purtroppo l'ha persa durante il suo ultimo viaggio. Grazie alla sensibilità di Sua Eccellenza il Prefetto e degli uffici della Prefettura, che ringraziamo davvero con affetto. In questi anni della mia sindacatura diverse volte abbiamo accolto in maniera straziante al porto di Porto Empedocle diverse salme di questi nostri fratelli che attraversano il Mediterraneo nella speranza di un futuro più dignitoso. Quando la Prefettura, in particolare Sua Eccellenza il Prefetto, ha fatto l'appello ai sindaci della provincia per trovare la disponibilità di uno spazio da dedicare all'ultima dimora di questi nostri fratelli, Palma ha risposto con orgoglio presente, perché il gesto di umanità non è un gesto eccezionale, ma è un gesto appunto da essere umano, per consentire a chi
non riesce ad arrivare nei nostri territori o a chi vive ormai qui da noi e ha diritto alla sepoltura, di dare un luogo, almeno lì, un luogo di pace per l'eternità. L'importanza di questo cimitero islamico a Palma di Montechiaro. Sì, è molto importante. Il sindaco, grazie al sindaco, al comitato ha collaborato per poter realizzare, ha accettato subito la richiesta. Ringraziamo i cittadini di Palma, il comune di Palma, il sindaco di Palma, veramente grazie, è una grande cosa, un segno di civiltà. Presentato ieri a Montevago il nuovo libro del giornalista Antonio Fiasconaro, 6 giorni in manicomio, nell'ambito delle iniziative dell'estate di Montevago, un viaggio inchiesta nell'ex ospedale psichiatrico Piero Pisani a Palermo. Sentiamo lo stesso sindaco. L'estate montevaghese offre non solo ai cittadini di Montevago ma a chi vuole venire a Montevago un panorama diverso. La cultura l'abbiamo voluta inserire negli spettacoli con spettacoli di qualità sia nella presentazione dei libri proprio per dare spunti di riflessione. Quello di questa sera è un testo che si presta perfettamente ad una riflessione da farsi. 6 giorni in manicomio, l'autore è Antonio Fiasconaro, un noto giornalista, e il tema è delicato, attuale e che non può essere sottovalutato, e quindi a 360 gradi questa sera abbiamo cercato di capire cosa si può fare dopo la legge Basaglia, quali sono le condizioni oggi quando parliamo di sanità e parliamo anche di salute mentale. Quindi credo che sia stato interessante avere l'autore, parlare dell'argomento e sentire anche dall'altra parte cosa ne pensano i cittadini. In pratica nasce da una mia inchiesta che ho realizzato nell'aprile del 1991 per il quotidiano La Sicilia. Ho voluto fare questa esperienza dentro il manicomio di Palermo, il Pietro Pisani, 6 giorni in pratica all'interno di questa grande città nella città, perché è enorme il manicomio di Palermo, e ho avuto la possibilità in questi 6 giorni di conoscere la realtà manicomiale e soprattutto di poter parlare con diversi malati di mente ancora ricoverati all'interno, dove l'umanizzazione purtroppo non era di casa, dobbiamo dire. Erano lì abbandonati, vagavano come zombie lungo i viali dell'ex manicomio, e ho potuto constatare proprio con mano la tragedia dell'uomo con le problematiche e i disturbi mentali. Innanzitutto io non sono un medico e non posso parlare dal punto di vista scientifico da medico, però devo confessare una cosa, che la legge Basaglia, la legge 180, che decretò la chiusura dei manicomi, poteva essere una legge ottima per l'epoca, ma come al solito le istituzioni hanno fatto il bello e il cattivo tempo, non fu applicata in tempo. La legge Basaglia è del 1978 e il manicomio di Palermo, ma non solo il manicomio di Palermo, quello anche di Agrigento, di Messina, di Catania, vennero chiuse dopo la metà del 1995-1996, quello di Palermo nel 96. Quando io feci l'inchiesta nel 1991, all'interno dell'ospedale psichiatrico c'erano 580 malati. La legge era del 1978, l'ospedale venne chiuso nel 96, quando è uscito l'ultimo malato di mente che era ricoverato in quell'ospedale nel 2004. Allora, dobbiamo porci molte domande. La legge 180 era una legge ottima per i tempi, ma non fu applicata, fu disapplicata dalle istituzioni. Vediamo ora un'intervista al sindaco Sabrina Lattuca sul cartellone estivo a Realmonte e al Teatro Costa Bianca. Costa Bianca estate, il teatro riprende la sua attività dopo un restyling, ma sono tante le iniziative non solo al Teatro Costa Bianca, ma anche in piazza e nei vari luoghi, Scala dei Turchi, eccetera. La cosa importante di questa stagione, e che non accadeva da decenni, è che l'intera manifestazione viene finanziata da fondi di buona amministrazione che arrivano dall'esterno, quindi non graverà sul bilancio comunale quanto a 35.000 euro per un'attività, una transazione fatta appunto da questa amministrazione, e per un altro importo per 10.000 euro per una Bella Sicilia a seguito appunto di finanziamenti di tipo
tipo regionale ed altri finanziamenti. Sì, dopo 30 anni il teatro rivive, riprende la sua marcia e nel modo migliore, perché ci sono state una serie di attività, una più bella dell'altra, diverse, composite, ma che sottolineano la bellezza di questo teatro, e l'attività di questa sera ne è un grande esempio, dove appunto viene coniata la cultura, l'arte della musica, della recitazione, della scenografia, della scrittura, la memoria e il patrimonio, e insieme in squadra si fa il futuro con i Lions. Io come primo cittadino sono molto soddisfatta, perché anche in piazza con le attività della nostra carricacina stiamo andando bene, con diverse attività appunto composite, con le manifestazioni identitarie tipo San Calogero, con la pubblicazione e la presentazione di libri, la festa dell'editoria, sfilate di moda che si faranno a breve, Beggia Sicilia appunto, che è una sagra a tutti gli effetti di prodotti enogastronomici, insomma musica, abbiamo avuto i cugini, i teppisti dei sogni, abbiamo avuto Gerardina Trovato, tanti ragazzi musicali, il DJ contest, insomma tantissime attività. Peraltro quest'anno abbiamo anche riaperto la Scala dei Turchi, seppur in modo contingentato, e dopo 10 anni l'abbiamo acquisita a titolo gratuito, dopo soli 3 mesi abbiamo avuto una legge regionale che ha istituito la fondazione, e dopo appena 5 mesi dall'acquisizione l'abbiamo riaperta, nell'ottica però di una fruizione che non è impattante. Ecco, si può godere della Scala col mai Scala dei Turchi, si può ammirare la bellezza del Mediterraneo sulla Marna, ma senza calpestare la sua, scalfire, ecco, la sua fragilità. Quindi si può, come vedete, si può fare se si vuole fare, e potrei dire tante cose. Dopo 40 anni il piano del regolatore generale, dopo 30 i concorsi, dopo 10 appunto la Scala, abbiamo avuto circa 10 milioni di finanziamenti vari, insomma siamo veramente nella strada della bellezza, della legalità e della cultura. Abbiamo illuminato tutte le vie, e questo, da ultimo appunto con l'illuminazione, di questo c'è segno tangibile e concreto. Corteo No Ponte a Messina, una manifestazione si è svolta per ribadire ancora una volta il no alla struttura. Il 10 agosto, uno dei sabati più caldi di quest'estate, a Messina i cittadini sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro la costruzione del ponte sullo stretto. L'infrastruttura con una campata unica di 3 km e 300 metri che dovrebbe così collegare in maniera stabile e continua la Sicilia e la Calabria, e dunque l'isola alla penisola italiana. Nonostante il caldo e il periodo di solito destinato alle vacanze, la manifestazione è stata molto partecipata, le vie erano gremite. Il ponte sullo stretto, fortemente voluto dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, avrebbe un costo complessivo stimato di 13,5 miliardi di euro, seppur il progetto definitivo non sia stato ancora approvato. I numerosi cittadini, ritrovatisi nel centro della città per seguire il corteo che da Piazza Cairoli ha attraversato le vie cittadine sino ad arrivare a Piazza Losardo, chiedono a gran voce che tali fondi siano destinati ad altre opere, che al momento risultano più urgenti rispetto ad un collegamento stradale. Sicuramente l'emergenza prioritaria in cui si chiedono investimenti è la grave carenza idrica che attanaglia la Sicilia, un problema già rilevato da tempo ma che nell'ultima estate è sembrato acuirsi, tanto che lo slogan più accreditato era proprio "Vogliamo l'acqua dal rubinetto". La critica dell'isola sono però tante, è stata evidenziata ancora una volta lo stato in cui vertono strade e trasporti, oltre alla rete idrica siciliana. Non sono però passati in sordina neppure il disegno di legge per la sicurezza e il decreto legge infrastrutture.
L'assurdo di quella sicurezza è che chi ha proposto l'emendamento per aggredire insomma, il movimento e aumentare le pene contro il movimento è lo stesso che è stato sospeso per 15 giorni dal Parlamento perché ha aggredito un suo collega in Parlamento. Questa è la sintesi dell'assurdità della situazione. Questo movimento questo è il 22esimo corteo, non c'è stato mai uno scontro o qualche diciamo, violenza, cose di questo genere, ed è la dimostrazione che questo momento è pacifico e non violento, però non bisogna provocarci. Il periodo ovviamente è quello che è, ma siccome la fase è delicata e difficile, questi sono mesi decisivi, ci sarà prima il parere della Commissione di valutazione impatto ambientale e noi andremo pure a Roma per dire alla Commissione di assumere una decisione super partes e non di parte, perché alcune nomine ci sembrano troppo vicine, di esperti ci sembrano troppo vicine al governo. E poi il 31 dicembre c'è il parere del CIPES, noi siamo convinti che come quest'estate non sono partiti i cantieri, il 31 dicembre non sarà approvato il progetto definitivo del ponte. Il PD è presente come in tutte le altre manifestazioni contro il ponte in questi anni, è presente in piazza ma è presente soprattutto a livello nazionale come politica, perché ha preso una posizione ben chiara, ben netta con la nostra segretaria Schlein, che avversa con tutto il partito questa folle idea di sviluppo salviniano del territorio basata soltanto su un'opera che impatta, devasta, sfregia e violenta il nostro territorio e fa mangiare i soliti grandi gruppi economici, mentre la città e la Sicilia tutta hanno decisamente altre priorità, e quindi non possiamo non far presente che il PD di Messina è dal primo momento in piazza da sempre contro quest'opera e continua a esserlo anche oggi, lo sarà anche prossimamente, nei prossimi mesi, e lo sarà assieme al Partito Nazionale in tutti i passaggi che prevedono la contrarietà e l'avversione a quest'opera, a questo progetto che peraltro neanche esiste. Stiamo investendo su qualcosa che ancora non c'è neanche sulla carta. Questo i cittadini devono saperlo, ecco perché il PD continuerà a contrastarlo così come ha fatto finora. La CGIL risponde presente così come tutti gli altri cortei. Già a partire dall'anno scorso ad oggi abbiamo fatto 5 cortei, compreso quello di dicembre, il 2 dicembre con le 10.000 persone. La CGIL è contro quest'opera perché noi crediamo che i soldi debbano essere investiti per la rete idrica, per le infrastrutture, devono essere investiti per i viadotti, per sistemare le gallerie, perché abbiamo una strada e un'autostrada con l'Abrodo. Noi crediamo che bisogna investire sulla sanità di qualità, bisogna investire sulla scuola. Il ponte non ci serve e allo stesso tempo diciamo no anche all'autonomia differenziata. La legge di Salvini e Calderoli che vogliono spaccare il paese aumenta le disuguaglianze, per questo noi diciamo 2 no ma tanti sì, per unire il paese ma soprattutto per eliminare le disuguaglianze. Noi conduciamo la lotta contro il ponte sullo stretto già da oltre 20 anni. In questa fase abbiamo caratterizzato la manifestazione che tradizionalmente facciamo in agosto su un tema fondamentale che è quello della crisi idrica. Cioè, noi da sempre abbiamo utilizzato lo slogan vogliamo l'acqua dal rubinetto e non il ponte sullo stretto, ma adesso questo slogan cade in un momento di crisi idrica di proporzioni mostruose. Messina è una città che non ha l'acqua in vari quartieri, sono quartieri dove c'è un giorno sì e l'altro no, c'è gente che ha smesso di cucinare perché non ha l'acqua. Ecco, noi diciamo piuttosto che spendere 14 miliardi per il ponte sullo stretto bisognerebbe spendere questi soldi per esempio per risistemare la rete idrica. Di recente è uscito un articolo sul Sole 24 Ore che contava a circa 12 miliardi di euro diciamo, le risorse necessarie per mettere in sicurezza la rete idrica nazionale. Ecco, più o meno corrisponde al costo del ponte sullo stretto e noi diciamo mettiamola lì piuttosto che qui. Come si approccia il WWF a questa manifestazione No Ponte? Da sempre contro opere inutili, devastanti, antieconomiche, in un luogo tra l'altro pluriprotetto sia da norme regionali che dall'Unione Europea. Da sempre, sono oltre 20 anni che partecipiamo sia alle manifestazioni, le promuoviamo, presentiamo le osservazioni al progetto, le controdeduzioni allo studio di impatto ambientale e ogni iniziativa per impedire che venga distrutto un posto meraviglioso, unico al mondo, irripetibile, irrinunciabile. Una famiglia distrutta per sempre. L'incidente è avvenuto sabato 10 agosto, l'ennesimo sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Ha lasciato senza madre e senza padre 2 bambine di 1 e 5 anni.
Il viaggio per raggiungere la meta delle vacanze estive si è trasformato in una tragedia, a poche decine di chilometri dall'arrivo. Salvatore Caleca, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 43 anni, e la moglie Michela Bucci, 40 anni, stavano raggiungendo il comune di Torrenova, il paese di origine dell'uomo. Erano partiti da Roma per trascorrere qualche giorno di vacanza nella cittadina del Messinese. Un viaggio trasformatosi nel peggiore delle tragedie proprio a pochi minuti dalla meta finale. Entrambi hanno trovato la morte sull'autostrada A20 Messina-Palermo a pochi chilometri dallo svincolo autostradale di Brolo a seguito del violento impatto della loro auto contro il guardrail. Le due figliolette che viaggiavano dietro, ancora sui seggiolini, hanno riportato solo ferite lievi e sono state portate per precauzioni all'ospedale. Per i genitori purtroppo sono stati inutili tutti i soccorsi. I due sarebbero morti sul colpo. I corpi dei coniugi sono stati trasportati all'obitorio del Policlinico di Messina. Martedì verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Salvatore, che presumibilmente si trovava alla guida dell'auto, mentre sul corpo della moglie è stata disposta solo un'ispezione esterna. I primi rilievi sul luogo dell'impatto, al chilometro 89, sulla carreggiata Messina-Palermo, sono stati condotti dalla polizia stradale e per diverse ore è stato necessario chiudere al transito il tratto interessato dall'incidente per agevolare il lavoro dei soccorritori ed eseguire le operazioni di messa in sicurezza dell'arteria. La notizia della tragedia in poche ore ha raggiunto la comunità di Torrenova e dell'Interland, dove Salvatore era molto conosciuto. L'amministrazione comunale ha fatto sapere di aver annullato per 2 giorni le manifestazioni estive e che per il giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino. Con il cuore colmo di tristezza e con assoluta impossibilità di trovare parole giuste che possano esprimere il nostro più profondo dolore e dispiacere, si legge in una nota dell'amministrazione: ci stringiamo tutti attorno all'immane dolore della famiglia Caleca per il tragico ed inaccettabile incidente. Bene, vediamo ora un riepilogo delle attività svolte a Favara durante la settimana dedicata ai festeggiamenti in onore a San Calogero, presentata tramite una video intervista effettuata dal comitato organizzatore della festa. Salve a tutti e bentrovati, ci troviamo qua in compagnia del comitato di San Calogero insieme a Don Michele Termine e a Giovanni Giglia per tirare le somme, i bilanci, per ringraziare per il successo di una festa che chiude i battenti con grandi consensi di pubblico, un successo dovuto al rapporto di sinergia, di collaborazione di tutto il comitato che ha lavorato nel corso di tantissimo tempo affinché tutto andasse per il migliore dei modi, come si è realmente verificato. Una festa improntata dall'aspetto religioso ma anche come aggregazione sociale, tanti momenti forti di fede, di preghiera, di catechesi anche sulla figura, sulla pedagogia di San Calogero che abbiamo vissuto durante la festa, Don Michele. Sì, ed è vero, è stato un momento molto forte anche dal punto di vista religioso, soprattutto dal punto di vista religioso, anche perché abbiamo invitato alcuni sacerdoti che sono stati disponibili per predicare il Vangelo durante la messa, che ha arricchito molto la comunità dei fedeli, arricchendo anche la figura di San Calogero nella devozione che c'è in Sicilia. San Calogero che è stato veramente un testimone della fede, che è stato prima di tutto un cristiano, perché lui ha incontrato Gesù Cristo come chi lo incontra adesso, nel suo tempo l'ha incontrato lui, e ha vissuto con una luce particolare, tanto che quando, secondo la volontà di Dio, è stato mandato in Sicilia, ha lasciato il segno nella nostra terra, specialmente nella nostra zona, così anche a Favara, dove esiste una delle poche chiese che sono state dedicate a San Calogero, a Naro, a Sciacca, a Favara, ad Agrigento, e Favara c'è proprio una parrocchia dedicata a San Calogero con una bella statua veramente antica che quando tu la guardi esprime veramente la dolcezza, la luce che il santo aveva. Poi anche questo momento religioso è stato arricchito grazie alla collaborazione dei comitati provenienti dalla rete calogeriana. Quest'anno grazie al comitato siamo stati ad aprile dal Papa che ci ha benedetto tutti in piazza San Pietro, un momento molto ricco e molto anche emozionante. Poi un momento coronato dall'arrivo presso la nostra comunità delle Sante Reliquie. Delle Sante Reliquie, c'è stata veramente un'emozione, la Curia ci ha concesso il nulla osta affinché le reliquie da Sciacca
potessero arrivare. È stato veramente un momento forte ed emozionante. Grazie Don Michele. Una festa improntata sotto l'aspetto religioso, ma anche per non far perdere le tradizioni delle feste popolari, che poi sono le nostre tradizioni. Tanti momenti di sana aggregazione che hanno visto il centro storico rivivere, ridiventare, come era un tempo cuore pulsante della società, colmo di pubblico. Tantissime le serate Giovanni Giglia. Un'organizzazione impeccabile, potrei dire. Sì, sono state 9 giorni intensi, quelli dei festeggiamenti in onore del Santo Nero, e tra spettacoli e momenti di fede abbiamo avuto un successo, e lo dimostra il fatto che in tutti i spettacoli, anche durante le messe, sono stati presenziati da moltissimi fedeli e non. Abbiamo avuto la domenica, c'è stato il ballo in piazza, poi abbiamo avuto il burraco sotto le stelle, per poi andare a fare il triangolare di calcio, e poi abbiamo toccato anche il folklore, la sicilianità che abbiamo all'interno di noi. Abbiamo avuto anche le macchine d'epoca e i motori d'epoca, e poi abbiamo concluso la gran finale con Angelo Famao in piazza, che era strapiena, e devo dire che ci dobbiamo scusare, il comitato si scusa con molte persone che non sono potute entrare in piazza perché era tutto pieno, eravamo saturi, però nello stesso tempo sappiamo che si sono divertiti ballando con le canzoni di Angelo Famao nelle strade che danno accesso alla piazza. Io mi devo congratulare con tutti, volevo ringraziare il sindaco, Angelo Airò, assessore allo sport e spettacoli, la questura, la tenenza dei carabinieri, e volevo ringraziare tutto il comitato che ha lavorato per tutto questo tempo per la buona riuscita della festa. Volevo ringraziare anche a Stefano Vingiguerra e Valerio, che anche se non facendo parte del comitato hanno lavorato sinceramente dando anima e cuore. Grazie a tutti, scusate se dimentico qualcuno, ma capite bene che la lista è così lunga che posso fare anche qualche dimenticanza, però tutti assieme, dico tutti, dobbiamo dire grazie al popolo che ha partecipato in tutti gli eventi. Grazie di vero cuore, e questo ci dà sicuramente il coraggio, la voglia di poter guardare all'edizione del 2025. E questo è tutto per l'edizione odierna. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, inoltre in streaming su televideoagrigento.tv, e i nostri servizi, compreso il telegiornale, saranno caricati sul nostro link YouTube Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi. Vi auguriamo un buon Ferragosto e ci vediamo appunto dopo la festività. Buonasera a tutti.